Lo Stato sociale che abbiamo conosciuto oggi fa fatica a reggere, nel futuro reggerà ancora meno, e noi dobbiamo invece fare leva sulla partecipazione che è già incardinata in un quadro normativo che è quello della previdenza complementare, ma che ha ancora margini di adesione importanti, perché se pensiamo che solo il 30% dei lavoratori in Veneto aderisce ai fondi complementari di previdenza, vuol dire che abbiamo un altro 70% su cui dobbiamo e possiamo lavorare. Chi può favorire questa cultura è soprattutto la bilateralità, perché è nella bilateralità che si trova la sintesi, vorrei dire quasi perfetta, di interessi tra datore di lavoro e lavoratore. E quindi anche per quanto riguarda le professioni, che sono una parte importante dell'economia, non si può più dividere, a mio parere, tra industria, commercio, artigianato e professioni, ma si tratta ormai di filiere produttive dove il professionista è parte integrante di quella filiera. Ebbene, anche lì dovremmo pensare di fare uno sforzo maggiore per far comprendere quanto è importante la previdenza complementare per il settore stesso, cioè quello delle professioni, ma anche dei professionisti, verso un coinvolgimento, penso ai consulenti per il lavoro tra tutti, penso ai commercialisti, penso agli avvocati che debbono favorire questa cultura nei confronti dei propri clienti.